Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Allora, oggi, dopo 2 settimane, sono di nuovo solo. Abbiamo fatto 2 corner di fila presentando il numero di AV Art Mag, nuovo numero che vi invito come al solito a cercare nelle varie edicole, a chiederlo, attivare l'abbonamento online, eccetera. E quindi 2 settimane fa ero qua con Lorella, la direttrice. Poi il corner scorso invece abbiamo avuto ospiti Marta e Nicola, quindi i creatori, gli ideatori della pagina Instagram All Art Contemporary. Abbiamo fatto un corner molto divertente, una chiacchierata proprio amichevole. Ho ricevuto molti feedback, molto positivi soprattutto, complimenti a Nicola, complimenti a Marta, al format, eccetera, quindi vi ringrazio molto. Allora, il corner di oggi ha un solo fulcro, Plessi, quindi l'artista di copertina di AV Art Mag, di cui io ho fatto proprio la conoscenza, ho fatto anche uno studio visit, ero stato all'inaugurazione a Venezia i primi di settembre ancora. Ecco, un artista di cui vi avrei già anticipato ancora un mese fa, però poi con tutti questi corner, questa sequenza di inviti, è scalato fino ad oggi. Meglio perché? Perché c'è stata una seconda inaugurazione del suo albero di Natale in centro a Venezia, quindi ecco ci sono tante cose da dire su Plessi. Inizio subito con il giorno dell'inaugurazione, ancora della prima mostra. Allora, mi aggancio poi con un video, con delle foto, allo studio visit. La prima cosa da dire sicuramente qual è? Il fatto che Plessi è un artista italiano di cui ora si parla molto, è forse l'artista di cui la RAI, i TG, i giornali eccetera stanno scrivendo di più in assoluto, vuoi per questa mostra che c'è stata, quindi una mostra in centro a Venezia che è stata però, ecco, c'è una sola opera visibile che è l'opera L'età dell'oro, che è questa installazione gigante con degli schermi. Questi schermi enormi, sono tipo alti 4 metri, che si trova in piazza San Marco, nell'ala, come si può dire, nell'ala napoleonica di piazza San Marco, che è dove si trova il museo Correr. Qual è il punto? Era prevista anche una mostra insieme a questa opera che, se non sbaglio, sarà lì in pianta stabile per ancora un paio di mesi. C'era questa mostra che è stata spostata a marzo per il Covid, per tutte queste solite cose che ormai mi stanco anche a ripetere. E quindi ecco, ora voi fino a, credo per un altro mese e mezzo, trovate quest'opera e basta. È stata però aggiunta quest'ultima, vi parlo del 4 di dicembre, quindi proprio è una cosa di una settimana fa neanche, di questo albero di Natale. Qual è allora il fulcro che unisce tutto il lavoro di Plessi? Il fatto che lui ha sempre lavorato nell'ambito del digitale, con questi schermi, però poi lui mi ha anche spiegato che il digitale sì è uno strumento, è un mezzo che lui ha eletto a strumento suo, proprio a cifra stilistica, perché lui è stato in ambito artistico, credo il primissimo artista a utilizzare l'arte digitale, chiamiamola in questo modo, non solo come un supporto, ma come il protagonista stesso. Quindi le prime installazioni con queste scie di fuoco, di acqua, di oro, come in quest'ultimo ciclo, sono proprio la sua cifra. Lui va avanti per decenni, la sua prima mostra è del 68, quindi si parla di tanti anni di attività ormai, ha compiuto 80 anni quest'anno, esatto. E ecco, Venezia, lui non è di Venezia, se non sbaglio di Reggio Emilia, però Venezia è la città dove lui ora ha lo studio, dove vive da molti anni, è anche l'artista che ha fatto più biennali di Venezia della storia della Biennale, se non sbaglio 14, tra eventi veri e propri, quindi aver fatto proprio l'ingresso al padiglione Italia, al padiglione centrale, eventi collaterali, collettive, eccetera, eccetera. Sono 14, quindi per 30 anni c'è sempre stato lui. Ecco, una cosa però da mettere in conto, ecco, su cui porre l'accento, è l'uso dell'oro. Perché? Non è solo un cambio di cifra. Lui mi ha spiegato allo studio visit che ho fatto un paio di settimane fa, che cosa?
il fatto che lui per decenni usa uno stesso strumento, una stessa, come si può dire, idea. Ha avuto un decennio in cui ha utilizzato solo il fuoco, quindi sempre schermi con questo fuoco. Un decennio, quello dopo, con l'acqua. Poi c'è stata un'opera che ha chiuso questo stile, che è l'opera Waterfire, che è stata esposta circa, se non sbaglio, 20 o 30 anni fa, esatti alla Biennale di Venezia, che quindi mette insieme le due cose. Ora si parte con l'oro. Questo uso dell'oro è sia il bisogno di trovare un cromatismo diverso, perché poi lo strumento è sempre quello, il LED, però il cromatismo cambia, e questo cambiamento cosa gli offre? Gli offre anche delle strategie comunicative molto diverse. Allora, ecco, lui nell'opera L'età dell'oro, che ora si trova a Venezia, su questo muro che vi ho detto, su questa ala napoleonica, quindi sono delle finestre che si vedono da fuori, in cui c'è questo flusso, una cascata d'oro che cola, che scende in continuazione, sono una ventina di schermi, dove ad intervalli alterni esce fuori, appare la scritta Pax Tibi, quindi lui prosegue con il Vangelo di Matteo, di Marco, per il fatto che siamo a San Marco, quindi il patrono di Venezia. Ecco che allora lui crea in queste sue opere, quindi non solo biennale, opere in generale, ma in queste opere di Venezia c'è sempre un collegamento diretto, una connessione strettissima con il luogo. Quindi queste sono veramente opere site specific, si chiamano, quando nascono per il luogo che le deve esporre. Che succede allora? Gli è stato chiesto di fare quest'altra opera, l'Albero di Natale. Allora io parto da che cosa? Dalle critiche. Allora, è un'opera di cui io ho visto, lo vedrete dopo, i progetti che c'erano nel suo studio, quindi vari disegni, bozzetti, delle carte, dei progetti, ecco, anche in scala, stupendi, proprio perché hanno questo cromatismo molto più efficace sicuramente del fuoco e dell'acqua, questo fondo d'oro. E la critica principale qual è stata? Oltre a dire è un ammasso di ferraglia, non si capisce niente, non sta bene con Venezia, non sta bene in quel punto perché si trova tra le due colonne proprio che si affacciano dalla piazza San Marco sul bacino. La critica che io voglio commentare insieme a voi qual è? La critica che dice se quest'opera viene messa, viene collocata in una zona così pubblica, così in vista come Piazza San Marco, deve essere un'opera più semplice, in maniera tale che tutti siano in grado di comprenderla. Allora, il punto qual è? Io sono assolutamente contro a questo tipo di discorsi sul fatto di semplificare l'arte per renderla accessibile a tutti. No. Non va semplificata l'arte, va semplificata la presentazione dell'arte. Quindi questo lavoro di semplificazione, che ha il fine proprio di ampliare quel gruppo, quella massa di persone che è in grado di usufruire del bene artistico, non è un processo che deve essere innescato dall'artista. Non deve l'artista semplificare l'opera, perché altrimenti si arriva all'esatto opposto. E sentite dire in critichese tutti quei termini didascalico, retorico, scontato, banale, superficiale, già visto, eccetera, eccetera. Il punto allora qual è? Il punto sta che è il critico che deve, attraverso un linguaggio più semplice, più accessibile, rendere appunto più semplice la comprensione dell'opera d'arte. Non parte dall'artista, ma dal critico. Allora, detto questo che io sono contro al dire semplifichiamo l'arte, qual è il punto però? Bisogna sganciare. Ogni opera d'arte ha in un certo senso due facce, no? C'è una faccia che è la faccia estetica, anzi no, estetica no, perché è un termine che si rifà troppo all'ambito filosofico. Ha una faccia che è ciò che si vede, no? Quindi ciò che si vede, ciò che appare. E poi c'è la faccia che è una faccia non per tutti, perché il ciò che si vede chiunque di noi lo vede. Poi c'è la faccia invece del ciò che è, ciò che rappresenta l'opera, che invece richiede, come si può dire, una chiave di lettura.
richiede degli strumenti anche personali per andare a decodificare il messaggio spesso simbolico dell'opera. Allora il punto qual è? Si deve lavorare su cosa? Su questo sganciamento. Quindi prima, ecco, provo a farvi proprio un esempio di quelli che si fanno in università di storia dell'arte su come si va a dividere iconografia, iconologia, in modo molto più semplice tra noi proprio. In che modo allora? Ci sono quelle opere che quando voi le guardate vi dicono già tutto. Esempio massimo, non per associarlo poi al lavoro di Plessy, non c'entra niente, è proprio per renderci conto di un esempio un po' più semplice. L'opera di Robert Indiana, Love, quindi una delle opere più semplici, più diffuse, più vendute anche, si trovano in tutte le piazze, voi andate a New York, andate a Parigi, andate a Londra, in molte piazze, palazzi, musei, fondazioni si trovano questi Love giganti. È questa scritta in rosso, Love, che vi dice già tutto. In che senso? Voi utilizzate gli strumenti che vi fornisce ciò che vedete. Quindi Love, la scritta, significa già tutto. Amore. È scritta pure in rosso, quasi sempre in rosso. Poi si cambia anche, c'è Hope, c'è Live, ci sono varie cose con tinte diverse. Però Love è quasi sempre scritta in rosso. Quindi il tema dell'amore e il tema proprio del rosso, che è il colore che si associa al cuore, all'amore. Quindi è tutto già fornito. Cosa vi mostra l'opera? A chiunque, non a me, a chiunque. Love, amore, basta. Non c'è nulla di più di quello che si vede. Quindi ciò che è proprio ciò che si vede. C'è questa identità stretta. Questo vale per un'opera su 1 miliardo, perché poi tutte le altre volte ci sono sempre significati ulteriori. Anche il Love di Indiana ne ha. Però sono cose un po' più diverse. Qual è allora il punto? La scultura Love di Indiana vi dice già tutto. Che significa questo? Che vi parla di un love che è un amore però astratto, nel senso che non si punta il dito verso un qualcosa di specifico, di selettivo. Non c'è quindi una scena, non so, prendete un'opera di Banksy, 2 uomini che si baciano. Quindi il love, l'amore, però io vi punto il dito, quel tipo di amore. Quindi io non parlo solo dell'amore astratto, no? Di questo love rosso gigante che dice tutto e dice niente, ma vi parlo di un tema, vi parlo di genere, vi parlo di sessualità, vi parlo di legalità, eccetera, eccetera. Entro in un discorso dallo specifico molto più ampio. Allora, quando poi si va a fare un'opera come quella di Plessy, abbiamo il ciò che si vede. Cosa si vede? Non si vede l'albero di Natale di Plessy, quella è una costruzione nostra. Quali sono gli unici elementi che si vedono di quest'opera? Si vede una struttura a piramide senza profondità, perché sono degli schermi che giacciono su uno stesso piano, sono appena sormontati, no? Sono questi 80 schermi a LED che ci mostrano questa sciata, questo flusso d'oro che scorre in tante direzioni diverse. Sono 80 di 1,50 m, con un'altezza alla fine di circa 10-12 metri, quindi enorme, e si vedono solo questi flussi d'oro. Può sembrare un albero, certo che sembra un albero, è chiaro questo, ma chi ci dice che quello sia un albero di Natale? Nulla che ci sia nell'opera, è un'informazione extra, ulteriore, che ci dà cosa? Il fatto che quell'albero sia stato commissionato per il Natale, che l'artista l'abbia giustificato come un'opera per il Natale e che l'inaugurazione sia stata il 4 di dicembre, quindi sotto le feste. Ma se quella stessa opera, dello stesso artista, fatta identica, fosse stata esposta alle Maldive a Ferragosto, nessuno avrebbe mai supposto che quello fosse un albero di Natale. È chiaro questo? Quindi è il contesto, è l'ipertesto che ci dà le informazioni che quello sia un albero di Natale, non il testo. E il primo testo, il primo documento è l'opera stessa. Altra cosa su cui si può andare oltre. Qual è? È la seconda faccia. La seconda faccia è, ciò che rappresenta. Per decodificarla, vi ho già spiegato, serve cosa? Servono delle chiavi di lettura. Chi ce le dà?
Nel caso in cui l'opera sia antica, l'artista sia morto, non ci siano fonti, documenti, eccetera, ce la dà il critico, ce la dà lo storico, ce lo dà l'intellettuale che va a studiare quell'opera. In questo caso c'è l'artista, la chiave ce la dà lui. Quindi tutte quelle persone che si aspettano di vedere l'albero e comprendere tutto senza sentire cosa l'artista ha da dire, è chiaro che non si possono aspettare, non possono neanche pretendere, arrabbiandosi poi e scrivendo a masso di ferraglia eccetera sui social, che quell'opera vi spieghi già il significato, perché non ci può essere. È un ipertesto anche quello, è un significato che parte dall'artista stesso. Che ci spiega cosa? Ci spiega che quell'albero di Natale ha tutti questi flussi che vanno in direzioni diverse, quindi 80 schermi, 360 gradi, significa uno schermo ogni 4 gradi e mezzo circa, e quindi siamo in grado, no, di avere un'apertura a raggio che va a prendere tutte queste direzioni. Qual è il significato? Ci viene, anche qua, in aiuto il luogo. L'opera è site specific, quindi dialoga con la città. Cosa vi ricorda questo essere tutto sormontato, intricato, eccetera? Venezia. È il labirinto, è l'intrico di calli, di viuzze, di canali, eccetera, che c'è proprio a Venezia. Quindi il fatto che manchi una direzione unica di svolgimento della città, dell'espansione della città. C'è il detto, no? Tutte le strade portano a Roma. Sì, a Venezia questo non vale, tutte le strade portano da nessuna parte. A Venezia proprio ci si perde in continuazione. Io che ci giro ormai da 5 anni, ogni tanto mi piace perdermi, lo faccio anche un po' apposta, mi perdo per ritrovarmi in luoghi che poi riconosco, però anch'io mi perdo e Venezia non è grande come New York, è piccolissima. Però ecco, c'è proprio questo dialogo, il dialogo tra queste direzioni che si aprono e le vie stesse. Al tempo stesso c'è una seconda chiave di lettura che viene fornita dall'artista stesso, da Plessis, perché nel suo studio e anche poi nelle varie interviste che ha rilasciato, ha spiegato cosa? Una cosa bellissima, ovvero il fatto che Venezia è sempre stato un crocevia, un punto di incontro per culture, popoli, anche solo per scambi commerciali, per pellegrinaggi, eccetera, eccetera, infinito dalla notte dei tempi. Allora quest'opera è un'opera che Plessis stesso dice un'opera democratica. In che senso? È un'opera che parla a tutti. È un'opera che rappresenta tutti, cioè rappresenta come a Venezia ci debba essere e ci dovrà sempre essere questo incontro, questo scambio, questa interrelazione. Allora ecco, questa diventa sì un'opera democratica per tutti nel significato, ma abbiamo visto non lo è nel ciò che appare, nel ciò che si vede, perché poi tanta gente non riesce a comprendere questa cosa. Perché? Perché l'errore è proprio aspettarsi che sia l'opera a dircelo. È l'artista che ce lo dice, non è l'artista, è il critico, non è il critico, è il museo. Però non ci può essere tutto nell'opera, altrimenti noi creiamo un panorama di opere d'arte che sono tutte come il Love d'Indiana. Quindi ci dice tutto? Sì, la vedo una volta, 2 volte, 3 volte e l'opera mi ha stancato, perché quell'opera non può rinnovarsi, non può rigenerarsi. Che significa che l'opera quello dice e quello dirà sempre, e che la interroghi io o la interroghi un altro, quell'opera risponderà sempre allo stesso modo. Love, amore, scritto in rosso, basta. C'è pure questa O, no? Questa trovata grafica di mettere la O leggermente spostata, perché? Perché è tutto scritto bello fisso, L, V, E, tutto bello solido, fermo, e poi c'è questa O che sembra oscillare e capovolgersi per franare giù dalla scultura. Che significa allora? Che la O va a porre il focus su un punto che è il punto più bold, no? È il punto più grosso. Questa linea bella piena, rossa, ci dà pienezza, è proprio il senso dell'amore. Quindi no, è una trovata grafica pubblicitaria per attirare l'attenzione su una lettera che ci restituisce un senso generale che ha poi tutta l'opera. Però vi stavo dicendo che la interroghi io, un altro ancora, l'opera risponderà oggi, domani, dopodomani, sempre con lo stesso termine, love, amore. L'opera di Plessis no. L'opera di Plessis significa questo oggi.
E perché io la interrogo in questo modo? Perché so ciò che l'artista ha detto. Mettiamo che tra 1000 anni non ci dovesse più essere Plessi, sicuramente neanche io, nessuno di noi, che nessuno sia in grado di recuperare i documenti che spieghino il significato dell'opera. Come sarebbe secondo voi interpretata quest'opera? Sicuramente non come un albero di Natale, l'abbiamo visto, ma come qualcosa che ricorda un albero. E loro? Boh, 1000 cose, le direzioni che si incrociano, un altro migliaio di cose. Quindi è un'opera molto più aperta che fa sì che reinterrogandola si giunga a risposte sempre nuove. Perché? Perché ha in sé un alone di mistero. È questo che serve all'opera d'arte. Quindi, ritornando all'inizio, non pretendete che l'opera vi dica già tutto. Un minimo sforzo dovete farlo voi. Altrimenti l'opera risulta, in critichese appunto, didascalica, retorica, banale, scontata, eccetera. Adesso, lasciando perdere ora l'albero, che vi ho detto un po' di dati tecnici, la spiegazione, eccetera, vi ricordo che sarà visitabile, se non sbaglio, fino all'Epifania, forse anche un po' dopo, quindi mettiamo il 10 di gennaio come data massima, e è un'opera che io ho visto in fase di progettazione nello studio di Plessi, quindi ora andando un po' allo studio visit. Che cosa ho visto nello studio di Plessi? Allora, vi dico già, è uno studio, io credo, il più bello che abbia mai visto in vita mia. È uno studio enorme, è uno studio incredibile. Allora, si trova appunto a Venezia, sulla Giudecca, in pratica si trova proprio accanto al Fortuny. Quindi c'è il Mulino Stucchi, il Fortuny, subito dietro c'è al secondo, terzo piano lo studio di Plessi. Al piano sotto c'è la galleria Michela Rizzo, quindi magari alcuni di voi sono andati per vedere una mostra in galleria senza sapere che al piano sopra c'è lo studio di Plessi. Allora ecco, si entra in questo studio, uno spazio enorme, enorme, con questi soffitti altissimi, dentro c'è un pezzo gigante di questa gondola. Poi voi entrate dentro, no? I primi punti, le prime cose che proprio saltano all'occhio, quali sono? Uno, la luce. Il fatto che sia un artista che lavora con la luce e che cerca la luce. Questi finestroni giganteschi che danno proprio sull'acqua. Quindi una luce che chiama un'altra luce, ma oltre a questo, una cosa che mi ha stupito è stata la chiarezza, l'ordine, la pulizia anche di questo spazio, per il fatto che lui è un po' un maniaco dell'ordine. Quindi voi entrate, trovate tutti i cataloghi esposti proprio al millimetro, ci sembrano incollati, su questo scaffale lunghissimo, sarà lungo 7-8 metri, cataloghi di mostre, per dirvi quante mostre ha fatto Plessi. Mi ha detto che addirittura c'è stato un periodo di circa 4-5 anni dove lui è giunto a fare una trentina di mostre l'anno, cioè 30 mostre l'anno è una cosa esagerata, cioè significa una mostra ogni 2 settimane, anzi anche meno, una mostra ogni 10 giorni in media, con dei giorni in cui lui aveva 3 mostre, quindi prendeva il volo, inaugura la mostra qui, prende il volo, segue la mostra di là, prende un altro volo e un'altra mostra ancora. Quindi un ritmo frenetico. Voi entrate, trovate questo tavolo dove lui studia, lavora, esegue le opere, con una cosa come un centinaio di evidenziatori, pennarelli, matite, eccetera, tutti messi in fila, addirittura per scala cromatica, tutti allineati alla perfezione. È una cosa che io non avevo mai visto. Vi dirò, mi piace anche lo studio d'artista un po' in disordine, nel senso che si respira quell'atmosfera di vissuto, quindi non quello studio che sembra finto, no? Che sembra che sia stato messo in ordine il minuto prima del vostro ingresso, quindi per farvi vedere che è un artista che ha tutto sotto controllo. No, Plessi è proprio uno quadrato, ordinatissimo, al limite del maniacale forse, e un altro aspetto molto bello che mi invita, anzi ci invita a riflettere su un nuovo modo, non nuovo ma poco usato, di ragionare sul pensare l'opera d'arte. Qual è? Il fatto di non fare tanti schizzi, tanti disegni in un quaderno,
o in un blocco, o più in generale fare tanti schizzi che poi vengono impilati. E quando io vado a studiare l'opera nel suo intero, che devo fare? Devo uno alla volta sfogliarli. Quello è un modo di vedere l'opera temporale, secondo per secondo, minuto per minuto. Quindi io lo sfoglio, non vedo l'insieme. Plessi invece che fa? Ha questo muro gigante proprio di fianco al finestrone, questo muro altissimo, bianco, dove lui ci incolla, ci graffetta tutti i suoi disegni. Quindi voi trovate, no, un muro dove tutto quanto non vi viene fornito, le idee non vengono date per un ordine temporale, ma è un ordine spaziale, è una geografia dell'immagine. Questa è una strategia che mi era stata anche spiegata all'università quando fate una mostra, quando state anche solo scrivendo un testo critico, no? E avete in mente di associare delle immagini, state creando una sequenza di opere che poi andrà inserita nel testo, voi non mettetele una sopra l'altra, ma tutte aperte sul banco, sul tavolo o su un muro, in maniera tale che poi questa geografia vada a sfruttare una memoria, un punto del cervello che è diverso da quello temporale e si dice anche molto più forte, molto più sviluppato. Quindi ha dei vantaggi questo tipo di approccio che ha Plessi. Quindi io vi do proprio il suggerimento: provate anche voi, se fate le bozze di un'opera grande, a mettere tutto quanto insieme, sullo stesso piano. Altra cosa con cui voglio chiudere questo corner, alla fine ecco manderò il video, qual è? È stato il giorno della inaugurazione. Oltre al fatto che c'era un sacco di gente, una serata splendida, eccetera, eccetera, c'era Dior come sponsor, quindi poi aperitivo in piazza San Marco, profumi omaggiati a tutti, quindi una cosa molto forte anche da vivere. È stato cosa? Un incontro, anzi 2 incontri che ho fatto quella sera, 2 incontri fantastici. Allora vi racconto questa scena, no? Siamo tutti quanti lì, piazza San Marco, siamo una cosa come 2-3 mila, credo, 2-3 mila persone, no? Tutti quanti mascherina, distanziati, si ammirano questi flussi di oro che scendono, con la musica sotto al pianoforte, questo Pax Tibi che appare, giornalisti Rai, TV, droni che volano con le immagini, giornalisti, sindaco di Venezia, assessori, eccetera, eccetera. In mezzo a tutto questo mucchio vedo una donna che passa, una donna molto strana, molto appariscente anche, perché era vestita in un modo, chiamiamolo inusuale, con i capelli metà bianchi, metà neri, un po' stile Crudelia Demon, che passa, si guarda intorno così, e dico, ma quella donna là mi ricorda qualcuno. Insomma, ci penso, Elena accanto a me mi dice, Orlan. Io sto lì immobile e dico, non ci credo, quella è Orlan. Allora, chi vedo in pratica? Vedo la più grande artista del mondo, della storia, per quanto riguarda la body art e la performance. È come dire di aver visto Marina Abramovic, però ecco, un qualcosa un po' più di nicchia, un po' meno sopravvalutato anche, un po' meno chiacchierato. Un'artista immensa, ecco, io tra l'altro avevo dato un esame il mese prima, un esame che aveva come argomenti post-human, arte contemporanea anni 70, anni 90, una delle domande del compito del mio esame era proprio su Orlan, un'opera che era l'Orlanoide, una specie di cyborg che si muove e vabbè, 1000 cose che ora non vi spiego. Quindi io do questo esame, vedo lei, vedo questa donna vestita strana con questo cappello strano in testa, con i corni, perché l'opera di Orlan è Orlan stessa, quindi lei è intervenuta sul suo stesso corpo attraverso una serie di interventi di chirurgia plastica in cui lei ha trasformato il suo viso. Ha detto, bene, io voglio il naso della Venere di Milo, voglio gli zigomi di un'altra cosa, voglio il mento la Venere di Botticelli, mi invento,
Quindi lei ha creato, no, ha fatto una copia e incolla di tutti questi elementi e li ha ridisegnati sul suo viso. Esce fuori l'opera, che è lei stessa. Quindi chiunque abbia in mente il lavoro di Orlan sa quale sia il viso di Orlan. Non è uno di quegli artisti, mi invento, Anselm Kiefer. Chi di voi ha in mente la faccia di Kiefer? Io l'ho vista l'altro giorno in una foto, ma non mi ricordavo proprio che faccia avesse. Invece se vi chiedo chi ha in mente il viso di Andy Warhol, tutti. Perché? Perché il viso di Andy Warhol è l'opera stessa di Andy Warhol in molti casi. Ecco allora che succede? Che io mi sono intanto stupito del fatto che nessuno lì, con tutta quella gente, l'avesse vista. Cioè Orlan, poi una donna che arriva con tutti i brillantini in faccia e due corni qua, lei si è fatta una specie di, come si può dire, un innesto sottopelle con queste due, come si può dire, del silicone, non so neanche come dirlo, sono delle protesi che creano dei corni, no? Dei piccoli corni. Quindi un viso riconoscibilissimo, insomma io la vedo, Orlan, lei scappa via subito perché era lì che stava gionzolando, insomma scappa via, la perdo di vista in mezzo a tutto questo gruppo di persone. Che faccio? Dico no, ora la devo assolutamente rincontrare. Allora io esco dalla folla, mi metto su un paio di scalini sul bordo proprio della piazza, sto lì, la cerco, lei era vestita mi pare tutta brillantinata, quindi si vedeva anche, la individuo in fondo, parto di corsa, la intercetto subito, lei che gionzolava, nessuno che l'avesse vista, la fermo e le faccio scusi, lei è Orlan, vero? Non sono io che ho preso un abbaglio. Sì, hi guy, Orlan, e io dico non ci credo, Gentilmente, si può fare un selfie con me? Allora lei mi fa, sì, io prendo il cellulare, faccio per fare la foto, e lei subito, no, seguimi. E faccio, ma come seguimi? Il selfie lo farò qua, no? Insomma, Orlan mi fa attraversare tutta Piazza San Marco in mezzo a questa gente, spostandoli, tutta Piazza San Marco, fino al centro, esatto, proprio anche un po' fuori dalla massa, e mi dice, la foto ora ce la facciamo qua. Perché? Perché lei aveva visto, andando in piazza, che quello era il punto perfetto in cui la luce era giusta. Non si vedeva la gente dietro, si vedeva il fondo oro dell'opera. Cioè lei aveva già pensato a dove si sarebbe fatta fare una foto se uno come me l'avesse intercettata lì, no? Quindi io sono rimasto scioccato. Questa donna simpaticissima, fortissima veramente. Quindi c'è la foto con lei che poi è uscita non troppo bene perché io sono scarso a fare le foto, c'era poca luce lo stesso, eccetera. Però ecco, un incontro mitico, è un incontro che io ricorderò sicuramente per tutta la vita. Secondo incontro bello, insieme a Plessi, è stato chi? Aurelio Amendola, una persona, un fotografo, ecco, lui è stato il fotografo italiano per eccellenza degli artisti. Quindi la maggior parte delle foto di Andy Warhol, di Burri, di De Chirico, di Marino Marini, ecco quella foto di Marini sulla spiaggia con il cavallo bianco, ecco quella l'ha fatta lui, è una delle più celebri, ma poi tutto il ciclo su Andy Warhol, ecco lui è veramente un genio. Io gli ho anche detto, Aurelio, venì al corner, fare un salto, mi ha detto che forse ci sarà, non ho idea di quando, ovviamente ora non si può, però ecco questo è uno dei nomi che io vi voglio assolutamente portare qui perché lui è simpaticissimo, ha degli aneddoti da raccontare micidiali sugli artisti, tipo lui che magari si incontra con De Chirico e De Chirico scivola per terra con le gambe all'aria, cioè cose di questo tipo, no? Che sembrano al di fuori del mondo. Quindi Amendola è proprio un pozzo di racconti e di aneddoti, quindi spero che venga qui al corner un giorno. Allora, siamo alla fine, io ho divagato molto, ecco, quando ci sono questi racconti un po' che vanno al di fuori della storia dell'arte, ma proprio racconti di vita, io mi diverto come un matto, quindi me lo scuserete. Ho il video dello studio Visit, ho il video, ecco, un po' di foto con Orlan, Amendola, eccetera. E poi ci sarà subito dopo in sequenza un mini video su questo albero di Natale, proprio perché
sono uscite poche foto, ci sono soprattutto video, un video che io ho preso da Venezia Moderna, un TG proprio veneziano, quindi ora prego regia con tutti i video. Rieccoci in studio, avete visto una sequenza interminabile di cose, avete visto ora con i vostri occhi lo studio di Plessi, lui è una persona gentilissima, quindi io vi invito, fate un salto nel suo studio. Agli artisti, soprattutto quelli affermati eccetera, a volte manca il contatto con il curioso, con il giovane, con l'appassionato, che magari va senza andare a spendere cifre, senza neanche magari comprare niente, però questo rapporto con gli altri agli artisti serve molto, quindi se siete in zona, andate a una mostra della Galleria Michelarizzo, fate un salto al piano di sopra che c'è il suo studio. Allora io vi ringrazio, vi saluto tutti, siamo alla fine. Prossimo corner, ve lo anticipo, in anteprima sarò sempre qua io da solo.
Farò una cosa un po' diversa, cioè partirò dal giornale dell'arte di questo mese, è un giornale che io prendo tutti i mesi, ricco di contenuti, fatto benissimo, è stupendo, è credo uno dei prodotti editoriali migliori che ci sia in Italia, insieme a AV Art Mag, chiaramente. Ecco, andremo a vedere un po' di articoli che mi hanno incuriosito perché mi offrono dei discorsi diversi dal solito e quindi andremo proprio a sviscerare un po' di articoli. Quindi io vi risaluto, buona serata a tutti.